Buongiorno da Taglio di Povo, siamo qua sull'Argine ancora una volta con Riccardo Mancini di Plastic Free, ancora una volta con un sacco, anzi con tanti sacchi, non un sacco di sacchi, tanti sacchi di immondizia riversati qua sull'Argine. Riccardo, allora facciamo un bilancio del 2024, voi siete stati straimpegnati, vi abbiamo seguito in un sacco di raccolte, ma purtroppo qua la situazione non migliora. Ciao Leandro, intanto grazie mille sempre per la tua grande disponibilità e lo spazio che ci dai, che è importante, non è scontato e banale. Abbiamo fatto tante raccolte, io ho organizzato 21 appuntamenti nel territorio tra Taglio di Po, Porto Tolle, Ariano e abbiamo tirato su naturalmente tantissimo perché tutto quello che passa per il Po poi viene riversato qui. Abbiamo fatto quasi 40.000 kg in un anno su tutte le spiagge, tutti i territori qua del delta, e questo è un grosso problema. Abbiamo fatto anche una raccolta record sia qui a Taglio di Po a febbraio con 6.100 kg in chilometro e mezzo di argine, e anche a Santa Giulia con 8.100, il record attualmente italiano, triste record. Oggi è uno dei tanti eventi che non programmiamo, non facciamo iscrizione locandina, non è per tutti, siamo in pochi, un passaparola, un tam tam su WhatsApp, quindi anzi approfitto per dire che chi vuole del territorio tagliolese aggregarsi può farlo, 2 ore ogni tanto, e veniamo a risanare dei punti dolenti perché ci sono delle zone, ahimè, dove continuano a sversare in maniera seriale. Quindi Ecco, purtroppo non è la prima volta che ci incontriamo, non è la prima volta che ne parliamo, si è parlato di fototrappole, ancora non si sa niente, sia qua che a Porto Viro, che a Porto Tolle, eccetera. Ci sono state sanzioni, sai qualcosa di questo, o ancora è tutto stand by? io so quello che bene o male sanno un po' tutti dagli annunci social, web dell'assessore, anche del vice sindaco, insomma so che ci si sta muovendo in tal senso, però bisognerebbe essere un po' più concreti, È un un po' po' più più veloci. accelerato. Guarda, noi, come dici tu, cerchiamo di seguirvi. Purtroppo qua aumenta sempre di più, tra l'altro forse c'è anche un problema anche economico, perché forse con le nuove disposizioni da parte di Ecoambiente, forse anche con i costi aumentati, la gente si sente anche in diritto di fare queste cose. Ricordiamo che in ogni caso è un delitto, nel senso che È un c'è anche reato penale. c'è un atto penale, quindi meditate gente, meditate, non approfittate della buona volontà di queste persone come Plastic Free, ma purtroppo comincia a diventare una cosa abbastanza pesante. E sapevamo che con la TARIP ci sarebbe stato un aumento di questi abbandoni, tanti già lo annunciavano sui social dicendo vedrete adesso, ma infatti concretamente poi lo vediamo. Noi con Ecoambiente abbiamo un protocollo di intesa e ci siamo sempre detti che avremmo fatto qualcosa in più proprio per andare a sopperire a questi cambiamenti, perché il cambiamento genera sempre all'inizio smarrimento nelle persone e anche magari appunto di conseguenza di riflesso questi abbandoni, quindi bisogna lavorare nel 2025 per cominciare a ridurli, controllando di più il territorio, sanzionando, quindi più videosorveglianza, più fototrappole, più educazione, magari faremo una serie di incontri anche di informazione per i cittadini. La domanda, faccio vedere i sacchi che avete raccolto oggi in un paio d'ore, quindi sono importanti, in un posto fragile come il Po, che tra l'altro è attaccato da chiunque, dalla PFAF, dai detriti che vengono da tutto il nord Italia. Ma questi detriti qua, mi dicevi, a mare probabilmente sono un frutto di un giro che fa da tutto il nord, qua invece sono autoctoni, sono rifiuti che vengono dal posto. Sì, perché il fiume porta tutto quello che raccoglie, specie durante le piene, nella pianura padana, ha 161 affluenti, quindi il Po è un bacino importante e quindi trasporta qui tutto quello che arriva da lontano. Però questa è roba che viene buttata in loco, quindi da gente residente o domiciliata qui sul territorio che butta tutto in un sacco, non differenzia, E lo lancia se non viene sull'Asia. tirata su, la prima piena se la porta al mare o comunque viene triturata dagli sfalci che vengono realizzati durante le varie stagionalità e diventano micro nanoplastici, quindi diventano irrecuperabili, un No, danno enorme. ricordiamo anche che anche i pesci poi si cibano di questo, è un altro fatto importante, perché praticamente poi nella catena alimentare ce la troviamo poi nel nostro stomaco per induzione. Esatto.
voglio far vedere anche gli Sì, amici che da sotto, se riesco ad individuarli, però guardate dove stanno lavorando. Ciao ragazzi! oggi abbiamo Silvana e il buon Simone, una coppia autoctona, quindi lo dico con orgoglio perché si fa sempre fatica a trovare persone che si aggregano e quindi loro da poco insomma hanno deciso di darci una mano. Il gruppo ormai conta una decina di persone che occasionalmente va a pulire il parco, va a pulire l'argine, va a fare la sua parte, ecco, di cittadino che ci tiene. Riccardo, io ti ringrazio da cittadino, ti ringrazio come amico, e Plastic Free ormai è una realtà. Taglio di Po è tra l'altro uno di quei paesi e di quelle città che sono virtuose in questo senso, ma purtroppo sono virtuose, ma i cittadini un po' meno. Quindi ecco, guardate quanto hanno raccolto in pochissimo tempo e quanto hai detto, 70.000? 40.000 kg nel giro di un anno in tutti gli appuntamenti. Ho considerato che sono fatti da i volontari, e poi guardate in che condizioni, cioè trovare l'immondizia lì sotto, sono rovi, ecco. Sì, è pericoloso, È ecco, pericoloso, per tutti, per ci carità. sono anche problemi anche sanitari, quindi Sì, esatto, però facciamo anche attività un po' più tranquille, ecco, non siamo proprio così estremi. Grazie Riccardo, buon anno, buon tutto, complimenti, e noi vi seguiamo. Grazie, grazie mille Leandro.